Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. A Cosenza Carlo Guccione convoca la stampa per smontare il PSC varato dal sindaco Mario Chiuto. Con questo strumento Cosenza non cresce, anzi si acuiscono le problematiche del centro storico. Inoltre non c'è traccia del progetto riguardante il nuovo ospedale, dice. Poi il consigliere regionale commenta il caso Barbalace criticando il governatore Oliverio. Carlo Guccione parte dai numeri per contestare il PSC di Cosenza, dal calo demografico che si è registrato negli ultimi 30 anni, dall'invecchiamento della popolazione nella città Abruzia, fino alle attività imprenditoriali che hanno chiuso i battenti in questi anni. Poi, basandosi sui dati pubblicati dal Consiglio dei Ministri, evidenzia anche il degrado strutturale della città, problemi e tendenze negative che, secondo il consigliere regionale, il piano comunale non è in grado di correggere o invertire. Questo PSC, così come è stato concepito, rinvia ad altre decisioni il destino del sviluppo della città. Non è previsto il nuovo ospedale e mi pare che l'ubicazione di un nuovo ospedale di 705 posti cambia le direttrici di sviluppo, non tiene conto del declino di questa città. Occhiuto governa da 6 anni ininterrottamente, Cosenza anche in questi 6 anni ha perso abitanti. È la città capoluogo di provincia della regione della Calabria che ha più alto indice di degrado edilizio, è una città che ha il più basso tasso di presenza giovanile. I difetti di fabbrica del piano strutturale per Guccione riguardano anche contenuti legati alla valorizzazione del centro storico. Alla città dei Abruzzi servirebbe al contrario un PSC dal respiro più ampio, dice Guccione, che guardi a Sibari e a Gioia Tauro e incentivi la nascita del comune unico. Sa quanti abitanti sono previsti per i prossimi 10 anni nel centro storico? 652, un vero e proprio bluff per Cosenza. Vuol dire lo svuotamento della città, la marginalizzazione del centro storico. Se non si prende atto della realtà che è quella di una grande ormai area che vive insieme, cioè del comune unico. Fin qui le questioni riguardanti Cosenza, ma Guccione non ha potuto fare a meno di osservare quanto è successo dalle parti della cittadella, dopo l'avviso di garanzia che ha interessato l'assessore Barbalace, dimissionaria. 2 anni fa, in una situazione simile, il governatore aveva agito diversamente, proprio nei confronti del consigliere Dem. Oliverio usa il garantismo con lo sterzo. Io sono garantista tutti i giorni, infatti secondo me la Barbalace ha sbagliato a dimettersi perché per un avviso di garanzia, proprio perché è un avviso di garanzia, non si deve dimettere. Ha commesso un grave errore Oliverio pensando di poter, invece di affrontare le questioni politiche, di utilizzare la magistratura per questioni che attengono alla dialettica politica. Io credo che sia stato sbagliato azzerare la prima giunta, come oggi è stato sbagliato chiedere a Barbalace di dimettersi. Credo che c'è bisogno che ritorni alla politica. Guccione era scomodo? Molti mi hanno detto, sai, ma la motivazione non è l'avviso di garanzia. Anche amici di Oliverio mi hanno detto, in Camera Caritatis, che forse la mia attività di quei 6 mesi di assessore lo potevano mettere in ombra.